oggi è una grossissima fortuna. Oggi sono qui non per parlare di prodotto, quindi non parlare di tecnologia, ma di presentare Panasonic con questi due concorsi che ormai da anni mantiene e che sono rivolti ai ragazzi e agli studenti. Quindi farò una piccola presentazione, visto che i tempi come sempre sono molto ristretti, in cui do un po' le caratteristiche di questi due concorsi e poi vedremo più o meno come accedere o come fare in modo che le vostre scuole possano partecipare. Allora, lo scopo dei due concorsi è quello di avvicinare i ragazzi alle tematiche ambientali. Quindi il punto di riferimento è parlare di tecnologia, far parlare i ragazzi di ecologia e quindi coinvolgere. Abbiamo due concorsi separati perché abbiamo deciso, innanzitutto rivolto a tutti i ragazzi nella scuola dell'obbligo, e abbiamo deciso di dividere i due concorsi perché uno sarà di tipo cartaceo e uno invece chiederemo di fare un filmato. Quindi incominciamo a parlare del primo concorso che è rivolto a tutte le scuole elementari. Cosa chiediamo? Chiediamo ai ragazzi di compilare una sorta di diario tecnologico, diario ecologico. La tecnologia fa parte della mia vita, devo cominciare a cancellarla ogni tanto. Dicevo, un diario ecologico, quindi fare in modo che loro possano compilare, qui ho un esempio, non so se ne sono rimasti ancora, però comunque nel momento in cui vi iscriverete potrete ricevere sia cartaceo che elettronico, far sì che loro possano fare disegni, inserire idee, concetti che comunque abbiano come riferimento l'ecologia. Okay? Una volta che sono compilati li verranno spediti in Panasonic. A fine anno scolastico, questo credo verso aprile, ci sarà una commissione, giudicherà e avremo 3 vincitori. I primi 3 avranno questi seguenti premi. La prima classificata, la scuola, la prima classificata riceverà una lavagna completa, quindi avrete la LIM che sarà sicuramente Panasonic, videoproiettore e computer e installazione. La seconda scuola riceverà una lavagna senza computer. La terza riceverà la lavagna, sempre comunque con installazione. Dopodiché la prima scuola, quindi chi ha vinto il premio, parteciperà al concorso europeo, perché il concorso comunque è a livello europeo. Quindi la scuola che ha vinto sarà invitata in una location europea, l'anno scorso sono stati a Berlino credo, quindi i ragazzi avranno modo di confrontarsi anche con i vincitori delle altre nazioni e la scuola vincitrice riceverà un premio di 5.000 euro. Quindi, riassumendo, per le elementari il concorso, che si chiama Kids School Eco-Learning, è basato sul cartaceo o sull'elettronico, se volete, ma che deve far lavorare i ragazzi e deve comunque, tra disegni, tra frasi, tra poesie, tra quello che i ragazzi vedono come loro idea, verranno sorteggiati e questi saranno i premi. Vi dicevo, sono 2 concorsi. Il secondo concorso invece riguarda i ragazzi delle medie. I ragazzi delle medie inferiori e il biennio delle medie superiori. In questo caso chiediamo ai partecipanti di fare un filmato di 5 minuti in inglese o sottotitolato in inglese. Come sempre il tema deve essere l'ecologia. Cosa offre come strumento Panasonic? Nel momento che le scuole si iscrivono riceveranno una telecamera di tipo professionale. Per intenderci, prendete esempio da quel cavalletto dove c'è una telecamera che il nostro operatore sta utilizzando, una telecamera Panasonic, non so se è nostra o se è della concorrenza, però comunque il tipo di telecamera è quella che viene data nelle TV libere o nelle TV nazionali. Viene regalata anche una telecamera di tipo consumer, quella che si trova nei negozi elettronica, una macchina fotografica e un software per la gestione della preparazione del filmato. Anche qui vengono spediti i contenuti, qui ci sarà come sempre la giuria. In questo caso non ci sarà un premio diretto, la scuola che ha vinto andrà nella location, ripeto, non so quest'anno dove sarà, si confronteranno con le altre nazioni. La vincitrice, la scuola vincitrice andrà invece, l'anno scorso è stato a Las Vegas, quest'anno ce lo diranno, a partecipare al concorso mondiale. In questo caso quindi i ragazzi andranno nella location. L'anno scorso, ripeto, a Las Vegas si sono divertiti quando vedremo su internet il filmato, o quantomeno qualche foto, e in questo caso la scuola che vince a livello mondiale riceverà anche un premio economico. Quindi la volontà di Panasonic non è solo quella di darvi buoni prodotti, ma è quella proprio di coinvolgere i ragazzi, far partecipare i ragazzi e parlare di ecologia.
Sul mio tavolo, ho visto che sono già spariti tutti, c'è una serie di contenuti, di libretti che noi abbiamo preparato, un po' per aiutare, che non certo non sono testi di nessun docente, ma semplicemente spunti per dare un aiuto ai professori o ai maestri o ai ragazzi per avere un po' di idee su cosa scrivere, cosa mettere come disegno o quant'altro. Per iscriversi è molto semplice, se poi riusciamo lo vediamo più fisicamente, dovete andare sul sito di Panasonic Italia. Nel sito di Panasonic Italia andare alla pagina Home, sotto la prima immagine molto grossa dove passano i filmati ci sono una serie di mini immagini con degli appunti. C'è la parte con su Panasonic Kids, cliccando sopra mi si apre la videata e presenta il Kids School, quindi quello per elementari. Se invece volete accedere ai contenuti per vedere, sarebbe bello, così ce la facciamo, i filmati invece video, andate sulla seconda pagina sempre legata a quell'area, vi fa vedere i filmati che sono stati fatti, prodotti da altre scuole negli anni passati e vi dà un po' di aiuto, un po' di spunto. Per iscrivervi comunque sul sito c'è come riferimento la persona, dovete spedire un'email a questo indirizzo che è la responsabile, Silvia.Viero, sì. I nostri televisori sono chiamati Viera, abbiamo deciso di prendere un dipendente che si chiamasse Viero ed è stato una botta di fortuna. Chiocciola EU come Europa Unita .panasonic.com. Grazie mille. .panasonic.com. Semplicemente mandando un'email chiedendo di iscriversi al concorso eccetera, verrete ricontattati, vi daranno un codice d'accesso, dal sito potrete scaricare tutta la documentazione per elementari e viceversa per le medie riceverete le 2 telecamere e la macchina fotografica. Spero di essere stato esauriente, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci, grazie.